Una buonasera da Chiaulis di Verzegnis. In sottofondo li sentite, sono gli uccellini che di fatto annunciano che la primavera è arrivata, anche se le temperature sono ancora, non dico lontane, ma neanche molto vicine ai livelli del periodo. Siamo a Chiaulis di Verzegnis, in un altro luogo magico del nostro Friuli Venezia Giulia. In questo caso invece siamo in Carnia, a 5-6 km da Tolmezzo, 600 metri sul livello del mare, e fra poco, anzi fra un pochino, vi mostreremo anche il lago di Verzegnis, perché state pure comodi sul vostro divano, sulla vostra poltrona, perché oggi lo scrigno parla di un argomento piuttosto impegnativo, e quindi appositamente vi parliamo anche di cose in alternativa un po' più leggere. È tornato anche il gruppo musicale guidato da Luigino Squalizza, da suo fratello e altri due musicisti, perché vogliamo appunto alleggerire la serata, perché oggi, stasera, parliamo delle spiritate di Verzegnis. Tutto parte da questo libro che abbiamo adagiato su questa sorta di leggio in pietra, perché questo è Vortice di Giuliano Mannucci, Sella Chiandutan, agosto 2000. Questo è un monumento che è proprio davanti al municipio di Verzegnis, e di fatto è la traccia del primo incontro internazionale, la scultura in rosso. Dicevamo le spiritate di Verzegnis, tutto nasce da un incontro che ho avuto con Raffaella Cagnelutti a Stolvizza di Resia, quando lei nelle settimane scorse ha presentato alla popolazione la sua ultima fatica del 2021. Un argomento pesante, anche perché andiamo indietro altro che nella notte dei tempi. Raffaella, intanto grazie e buonasera. Grazie dell'invito, sono veramente onorata di essere con voi questa sera. E sì, è un argomento piuttosto difficile anche da trattare, una storia vera accaduta in Carnia alla fine dell'Ottocento, e così io ho voluto narrarla. È un romanzo storico che parte comunque da saggi e altri contributi che sono usciti negli ultimi 20 anni su questo argomento che però dalla fine dell'Ottocento e per tutto il Novecento è rimasto, si può quasi dire, sconosciuto, trascurato, anche perché è stata una vicenda che ha segnato dolorosamente la comunità di villaggio di Verzegnis di quegli anni, e poi negli anni successivi è stata, diciamo, volutamente anche dimenticata. È una vicenda che riguarda circa una ventina di ragazze che alla fine dell'Ottocento iniziano a manifestare dei segni così di disagio, e per i preti del villaggio, per i familiari, sono possedute dal demonio. Invece per i medici che vengono chiamati, visto che l'epidemia aveva preso una dimensione così consistente, medici udinesi, sono forme di isteria. Alla fine queste ragazze verranno anche ricoverate in forma coata Udine, e poi la vicenda, diciamo, nel giro di un anno e mezzo si risolverà, però lasciando molti misteri anche, ed è per questo che io così sono stata attirata da questa storia, e quindi l'ho iniziata a studiare, e poi ho pensato di scriverla, descriverla in chiave narrativa, pensando in questo modo di arrivare anche ai ragazzi di oggi, anzi spero proprio. Ecco, veramente in un minuto, e poi alleggeriamo, lo faremo spesso questa sera con un brano che ci porta proprio in Carnia. Ma queste ragazze poi che fine hanno fatto? Beh, queste ragazze, allora, secondo i medici, sono guarite per l'intervento, appunto, per le cure mediche. Secondo il parroco di allora, il Pievano di Verzegnis, sono guarite per le sue preghiere. Queste ragazze un po' sono andate anche in altri paesi, si sono, diciamo, un po' disperse, una non è più tornata. E della loro vicenda poi non si è saputo più nulla. Ecco. Allora, io poi vi annuncio, perché è un regalo che Raffaella mi ha fatto,
Fra poco avremo Don Italico Gerometta che abbiamo apprezzato nella predica, appunto nella data, nell'evento dedicato alla festa dalla patria e dal Friuli a Vito D'Asio, poi c'è stata la parte laica a Casiaco ed è un religioso particolarmente frizzante che sicuramente ci dirà, ci racconterà, farà il suo commento su queste ragazze, un commento religioso, quindi non vedo l'ora di incontrarlo. Ci sta raggiungendo anche perché poi noi realizziamo questa trasmissione un po' all'aperto e poi andremo in sala consigliare perché poi abbiamo anche un collegamento con Roma con una persona che Raffaella ci presenterà. Allora noi adesso andiamo con gli squali e andiamo marchiata a Paluce Sagre a Timau. Terminato il primo brano degli squali, idealmente vi facciamo un applauso. Luigino, la formazione è composta da? Allora abbiamo Paolo Treu da Udine, giovanissimo, dopo abbiamo il fratello al contrabbasso Roberto e Gabriele di Tricesimo, 18 anni, appena maggiorenne. Senti, che strumento stai usando? Questa qua è una fisarmonica un po' particolare, ai bassi elicon, come le diatoniche diciamo slovene e austriache, quindi un ibrido diciamo, a piano e bassi elicon. Il brano che abbiamo appena sentito invece, se volessimo descriverlo brevemente? Sì, questa qua era un'antica vilotta, la suonava mio papà, perché noi sai in famiglia siamo 4 generazioni, era il papà, lo zio ancora, che si tramandavano a orecchio le melodie, era appunto Marchiata a Paluce e Sagra Tamau, era una vecchia vilotta. Sta riprendendo un po' la vita musicale? Lentamente si sta partendo, adesso che le proloco, le sagre tornano a partire. Abbiamo un grosso progetto, anzi mi fa piacere, in sinergia col comune di Toreano, e dovremmo fare una via, un sentiero turistico con tutte le statue dei più grandi fisarmonicisti che abbiamo avuto in regione, no? E a iniziare dai pupilli di casa che sono stati Mino Picaro appunto di Toreano, quindi si sta lavorando per questo progetto in collaborazione appunto con tutta la pietra piasentina, no? Che lì è l'oro grigio di Toreano, è portato in tutto il mondo, no? Quindi valorizzeremo i fisarmonicisti e anche la pietra piasentina. Ecco, quindi è una via dei fisarmonicisti. Sì, un sentiero turistico e sarà il primo al mondo credo, perché adesso abbiamo solo a Recoaro Terme un museo con le impronte delle mani dei grandi fisarmonicisti, no? Ecco, quindi come verranno ricordati questi fisarmonicisti? E appunto il progetto è di fare delle statue, magari una all'anno, dopo vedremo adesso la forma, no? E dopo sarà questo sentiero che si va appunto a vedere, dopo saranno Pacai, Flocofiori, Bellina, tutti i grandi che abbiamo avuto mancati, logicamente, non i viventi, no? Quindi diciamo che quello sarà un sentiero fisarmonicisti per sempre, no? Per sempre, rimarrà qualcosa è unico penso al mondo, nessuno ha fatto. Lì abbiamo appunto la pietra da valorizzare, quindi abbiamo questa simbiosi, no? Senti, che cosa rimane di quei fisarmonicisti?
Beh, senz'altro la musica, come Pacai, come Bellina, come tutti questi compositori si continuano, le nuove generazioni continuano a suonare, no? Le melodie, le musiche, quindi è qualcosa di vivo che rimane. Allora io fra poco andrò in pubblicità, anzi un minuto, abbiamo proprio il tempo di presentare la formazione, che l'ha già presentata Luigino. Da quant'è che suoni? Ma circa 3-4 anni. Chi è che ti ha contagiato? È un mio compagno dell'università, mi ha fatto conoscere Luigino e dopo da lì è iniziato tutto. Come si chiama? Gioele, che saluto tra l'altro. Cognome? Castenetto. Allora, salutiamo Gioele Castenetto, andiamo da questo... ma tu sai suonare la fisarmonica? Perché io ti vedo perennemente con questo strumento. No, solo strumenti a corda, sì, il contrabbasso, la chitarra, il mandolino un po' così. Io vorrei salutare tua figlia. Sì, Maria Rosa. Sì. Salutiamo Maria Rosa che ci guarda in questo momento, ho avuto il piacere assieme alla moglie di Squalizza di conoscerla, quindi avevo promesso che la prima puntata utile l'avrei fatto, quindi ciao Maria Rosa. E dopo aver salutato Maria Rosa andiamo da questo 18enne che invece si chiama Gabriele. Ecco, senti, raccontami veramente in 20 secondi che cosa hai tra le mani. Allora, adesso ho uno strumento che ha una storia relativamente recente. Lo suono da veramente poco, che meno di un anno, e ho conosciuto Luigino quasi per caso, sono stato immediatamente travolto da questo strumento che riesce a trasmettere delle emozioni e la tradizione che caratterizza questo territorio. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità tra poco. Seconda parte dello scrigno, stiamo trasmettendo dal territorio di Verzegnis e chiedo all'autrice del libro, quale è dedicata la puntata, quindi alle indemoniate di Verzegnis, possiamo descrivere questo luogo? Dunque, questo luogo allora, nel periodo della storia, diciamo non era chiaramente la Verzegnis di oggi, il paese di oggi. Era un paese piuttosto isolato perché non c'era il ponte d'Avons che attualmente collega il paese a Tolmezzo. Le forme per raggiungerlo erano piuttosto complicate, in particolare l'inverno, per le abbondanti nevicate, per le strade pericolanti, per i ponti che cadevano, quindi era un luogo diciamo piuttosto isolato e probabilmente anche questo è stata una componente che ha determinato questa situazione psicologica difficile per queste ragazze. Ricordiamo che era un periodo in cui anche c'era una forte tasso di emigrazione all'estero, c'era miseria, era un paese quindi soprattutto di ragazze, giovani e vecchi. Era un periodo in cui la Chiesa diciamo era in contrapposizione con lo Stato Regio appena unificato, lo ricordo nel 1866. La Carnia insieme al resto del Friuli viene a far parte del Regio Stato italiano e era uno Stato piuttosto positivista in contrapposizione anche con la Chiesa e quindi queste frizioni sicuramente anche hanno generato questo malstare e l'entità di questo fenomeno che è stato veramente forte. Ecco. Senti Raffaella, c'è un identikit di queste 20 ragazze? Quanti anni avevano? Di che famiglie facevano parte? Erano ragazze del popolo, erano ragazze quasi tutte giovani, intorno dai 15, 16, 20 anni, erano quindi possiamo dire adolescenti, erano originariamente molto pie, seguivano il parroco Don Giovanni in una congregazione religiosa, però con questi deliri diventavano irriconoscibili, bestemmiavano, parlavano con voce da uomo e quindi naturalmente questo fatto, pensate una ventina nel villaggio di allora,
ha creato una grande sofferenza e anche una incomprensione, ecco, di come trattare questa vicenda. Allora, noi adesso andiamo con un brano e poi daremo l'appuntamento al piano di sopra, e quindi saliamo al municipio di Verzegnis, e direi di andare con El Chialderut, cari squali. Ancora un applauso virtuale, ma sicuramente da casa avrete apprezzato, come ho apprezzato, e Squalizza mi correggerà, c'è stato anche un passaggio resiano, mi pare, no? Quindi in questo brano che abbiamo presentato poco fa, e un saluto alla comunità resiana che ha ospitato la nostra Raffaella Cargnalutti, ma la comunità resiana con il gruppo folcloristico, che saluto e ringrazio, ci vedremo molto presto. C'è stata anche una missione del gruppo folcloristico in Lussemburgo, quindi questo ha voluto essere un po' un omaggio agli amici resiani che hanno portato il folklore così lontano, e quindi ne parleremo ancora. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo 6 minuti e in questi 6 minuti inizieremo a parlare al primo piano del municipio di Verzegnis. E come promesso siamo entrati nel municipio di Verzegnis. Partiamo, come abbiamo fatto all'inizio della puntata, da un monumento, è giusto definirlo così, questo pianoforte a coda marca Hofbauer, donato al comune di Verzegnis dalla signora Marta De Carrara in Vidussoni. Lo sta riprendendo il nostro Paolo Bassi, pezzo d'arte, legno e intarsiato, ma magari qualche parola in più ce la dirà il sindaco o chi per lui. Io vorrei andare proprio da quella parte con il sindaco Andrea Paschini, vado da questa parte, lo raggiungo. Allora, sindaco, buonasera, grazie per l'ospitalità. Buongiorno, grazie a voi. Allora, intanto di che anno è Dovrebbe essere fine 800, 1875. Senta, il municipio è sempre stato qui? Il municipio è qua, diciamo, dagli anni 49-50. Prima la sede municipale era Santo Stefano, che è stata praticamente incendiata, e dopo l'amministrazione di allora ha deciso, grazie a una donazione del terreno, di costruire la parte
vecchia e dopo il terremoto del 76 è stata ampliata con questi spazi. Com'è fare il sindaco in montagna a Verzegni? Beh, diciamo che la mia è la prima esperienza, però è un'esperienza entusiasmante. È molto impegnativo, soprattutto perché il rapporto con le persone è un rapporto diretto, giornaliero, però è molto entusiasmante. Sono quasi al terzo anno, però sono veramente contento. Sì. Senta Sindaco, dobbiamo parlare di indemoniate, un argomento che è per certi versi antico ma sempre delicato. Sì, è un argomento diciamo particolare, perché come ho detto anche alla presentazione che è stata tempo fa del libro, che poi ne parleremo, è un argomento spinoso per una parte della nostra popolazione, perché quello che è successo a suo tempo è stato visto per certi aspetti come un caso patologico, come un qualche cosa della quale non si doveva parlare. E quindi insomma ci sono sempre delle contrapposizioni fra le varie famiglie su questo argomento. E quindi è una ferita ancora aperta. Io credo che per qualcuno, per qualche famiglia sia ancora una ferita aperta, sì. Lei ha avuto modo di parlare con qualche parente di quelle ragazze? No, però so che parlando anche con l'ex sindaco Luciano Sulli ci sono state appunto delle divergenze sul parlarne, perché appunto certe famiglie non erano favorevoli, insomma. Ecco, senta, invece con questo libro si parla, è una storia di fatto che Carni ha romanzato. Esatto, infatti il fatto che sia stata romanzata ha un po' smussato, diciamo così, gli angoli, no, di questa storia, e per certi versi è diventata molto più leggibile, molto più entusiasmante nel racconto. Ecco, lei magari così per fatti riportati è stata vissuta con grande sofferenza quella vicenda. Ma io ho parlato ad esempio con mia nonna, che era proprio del paese, sua mamma del paese, a Chiaicis, dove si è manifestata appunto questa problematica, e sì, si parlava come un problema di cui era quasi difficile parlare, cioè difficile trovare le persone che lo hanno vissuto, che ti raccontasse qualcosa di quello che è successo. Che segni rimangono di quegli episodi? Lei ha nominato Chiaicis prima. Boh, segni, oggi come oggi non so proprio dire che segni siano rimasti, però nella storia di quella famiglia lì un qualcosina penso che tutt'oggi sia difficile da trattare come argomento. Ecco, lei mi dice, sua nonna si chiama o si chiamava? Mia nonna si chiamava Pierina, sì. E come parlava di quegli episodi? No, non ne parlava, ci diceva che, lo dico in friulano perché rende di più, non si è richiaccarare che sroba sa lì. Cioè sono cose che sono passate, non si è capito il perché, magari poi avrete modo anche di parlare, non si è capito il perché sia scaturita questa problematica, e non si è neanche capito come se ne sia andata. E quindi alle mie non chiacchierare, dicevi, no? Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi credo che, visto che è stato citato, vorrei parlare con un certo Sulli, Luciano Sulli. Partiamo con il legno, che è il materiale con il quale è stata costruita la copertura del municipio di Verzegni. Luciano Sulli è stato fino al 2014 sindaco di questo comune, ma ha avuto anche un ruolo importante quale direttore regionale della protezione civile. La protezione civile che di fatto all'epoca delle indemoniate ovviamente non esisteva. Il sindaco prima ci ha portato una testimonianza, un aneddoto della sua nonna rispetto alle indemoniate, visto che avete... Quanti anni di differenza avete tu e il nuovo? Un po' ce n'è un po', ma insomma diciamo io Andrea gli ho insegnato a giocare a calcio, no? E quindi
abbiamo quei 10-15 anni di differenza. Dai. Ecco, un sindaco deve filtrare tutto, deve mediare. Il sindaco prima diceva, in molti dicevano mior no chiacchierada li indemoniati, però quella è comunque storia. È storia, però confermo quello che diceva Andrea, nel senso anche la mia di nonna. Mia nonna era nata nel 1895. Io l'ho conosciuta bene perché tra l'altro per fortuna ha vissuto fino a 96 anni. E su queste cose era sempre molto restia a parlare, però ogni tanto insomma qualcosa sfuggiva. Ricordo di un particolare, perché anche a Villa, credo nella frazione di Villa, perché poi anche la piccola frazione è divisa in due porzioni, ci fossero 8 casi, mi pare, 8 casi. E ricordo di quando diceva che lei gliela raccontava alla mamma, sua mamma, quindi la mia bisnonna, che lei rientrando a casa diceva ai suoi genitori di aver visto questa ragazza aggrappata a abbracciare un albero. Era appunto in un momento di crisi e l'Ada Talbearc abbracciava questo albero, no? Come una forma per scaricare queste pulsioni, queste tensioni interne. Però Frutz di che roba non stinga a chiacchierare. Scusa, Scusa Suli, ma devo usare termini abbastanza... Ma perché portava sfortuna? Io credo, non lo so perché, credo anche per una forma forse di pudore, per non essere, insomma, siccome se ne è parlato tanto a quel tempo, Vergegni si era balzato anche alle cronache, non solo quindi al di fuori, no, dell'ambito ristretto del paese. È come se il paese fosse ricordato per quell'evento, per quella cosa, come se tutti, no, fossero trattati un po' con questo problema. E allora forse era meglio non parlarne. Questa è una spiegazione che io percepivo da quello che mi diceva mia nonna. Dopo non lo so. Si chiamava tua nonna? Lina. Ecco, quindi una sorta di untori da Covid. Io ho pensato anche rileggendo un po', no, anche le vicende di il ruolo della medicina e dello Stato, no? Anche adesso, no? Il Comitato Tecnico Scientifico indirizza le direttive che lo Stato deve imporre ai suoi cittadini, come del resto è successo quella volta. No? Il medico Franzolini, il bastone della medicina, cioè la medicina ha indirizzato l'azione dello Stato, che quella volta è stata anche pesante e coercitiva. Per cui insomma c'è, ovviamente con tutti i distinguo del caso, c'è questa binomio, no? Medicina ufficiale, scienza e Stato, decisioni amministrative e giuridiche. Stiamo parlando delle indemoniate di Vergegni. Grazie Sulli. Prego. Allora, cosa ci fate sentire? Dicevamo giù all'aperto che gli squali li abbiamo invitati proprio per alleggerire questo argomento che, anche se è vecchio di 150 anni, è piuttosto pesante. Adesso? Visto che siamo di fronte a un pianoforte austriaco del 1870, no? Direi che la Staiare è il ballo tipico friulano, che è stato importato dalla Stiria e dai nostri emigranti, così come le prime diatoniche. Penso sia il brano ideale che si sposa col pianoforte. Perfetto, io chiedo all'assessore Paschini di raggiungermi qui, così poi chiudiamo la parte con lei.
Adesso possiamo fare un applauso, visto che siamo più persone. Luigino, per avervi come bisogna fare? Dove vi si trova? Facebook, internet? Sì, ecco, abbiamo un canale fatto su YouTube, Musiche Furlane, dove appunto la staglia, questa qua, 25.000 visualizzazioni, viene ascoltata specie dai giovani anche all'estero, in Australia, in Canada, dove sono tutti friulani, no? Ecco, invece i contatti si trovano dove? Anche lì si può trovare, noi siamo a Savorniano comunque, dove abbiamo anche la sede degli Amici della Fisarmonica, l'associazione regionale. Savorniano del Torre Povoletto. Povoletto. Quindi cercate gli squali, se li volete contattateli. Caro Assessore Asquini, come sta? Vedi? Caro Assessore Paschini, questa non la lasciamo così perché capita di sbagliare, perché chissà perché ho detto Asquini, Paschini. Paschini è un nome tipico di Verzegnis, quindi Lei mi perdona? altro che la perdono. Senta, lei ha avevamo detto di parlare anche di Verzegnis, non solo delle indemoniate. Come si fa turismo da queste parti? Si fa turismo perché siamo in una bella zona, in una bella valle e abbiamo a disposizione, oltre a tutto il territorio, con molte strade e molti itinerari, abbiamo il lago, che cerchiamo di iniziarlo a svilupparlo, più abbiamo il polo sciistico a Sella Chianzuttan, dove ci stiamo investendo molto. Ecco, credo che nei vostri itinerari si parla dell'indemoniato o, come ha detto la nonna del sindaco, mior no chiacchierà. Mior no chiacchierà. Quindi lei mi conferma la tendenza. Non se ne parla proprio. Non se ne parla, si evita l'argomento. Quindi Raffaella Cagnelutti ha avuto un po' di coraggio, dico. Molto coraggio, e poi il suo libro è più un romanzo che la realtà pura che c'è stata in quel tempo. Senta, ma queste donne che di fatto abbracciavano gli alberi, l'ha sentita anche lei? No, sono stata anche spaventata da questo racconto che abbracciava gli alberi, non l'avevo mai sentita, comunque molto interessante. Amava la natura, è meglio ironizzare, va? Ecco, esattamente. Senta, approfittiamo dell'occasione dal punto di vista degli eventi, delle attività, che estate sarà per Verzegnis? Ma speriamo di tornare a ripartire dopo questi 2 anni del Covid. Noi abbiamo adesso imminente alla fine di maggio la nostra famosa cronoscalata Verzegnis Sella Chianzuttan, che è arrivata alla 52esima edizione, e poi man mano stiamo sviluppando il percorso su in alta montagna e tutti gli eventi che verranno fatti, che facevamo prima del Covid. Che percorsi ci sono da queste parti? Percorsi, noi abbiamo fatto una mappa turistica dove abbiamo sviluppato il fondovalle con percorsi inerenti in giro per i paesi e dei percorsi in alta montagna dove si parte da Sella Chianzuttan e ci si dirama in tutte le nostre montagne. Prevalentemente a piedi, immagino. Prevalentemente a piedi. E la bici si può usare da queste parti? La bicicletta si può usare su certi percorsi, si può usare. Adesso vedremo di renderla molto più fruibile allacciandosi con gli altri percorsi della ciclovia già presente. Quanti abitanti ha Verzegnis? Sugli 800. E quante frazioni ci sono? 4 frazioni più ci sono piccole borgate. Ecco, perché prima sentivo villa di villa. Villa di villa. Mi ha incuriosito. Villa di villa e nella frazione di villa ci sono varie, cosa posso dire, varie vie e basta. Ma il fatto che ci siano delle borgate, qui ognuno rivendica il suo spazio. Allora, una volta tutti erano ogni frazione era importante, adesso c'è più comunità, diciamo. Ma essere Carnici nel 2022 cosa vuol dire? Molto un onore, direi. E Gnaus ancora di più. Aspetta, vedi mo che la Paschini me l'ha messa lì. Io ne ho parlato di Gnaus qualche tempo fa. Che cosa sono? Io so cosa sono, ma ricordiamolo a chi non c'era quel giorno. Gnaus sono le rape. Verzegnis un tempo era grande coltivatore di rapa e per quello hanno preso il nome di Gnaus gli abitanti. Quindi se uno ti dice testa di rapa non vi offendete? Noi no. Vede? Questa mi è venuta così, comincio ad avere una certa età, ma, sì. Ma le rape ci sono ancora? Lei mi dice, ha usato un tempo, non si coltivano più? Una volta c'era grande coltivazione, adesso hanno ripreso questa coltivazione nei vari orti delle case. Delle case. Sa cosa c'è adesso? Cosa c'è?
così, ogni tanto, in televisione. Dobbiamo andare in... In pubblicità. Grazie, assessore Paschini, non Asquini, a tra poco. Quarta parte, e ripartiamo sempre dal piano, sono con la dottoressa Bruna Silverio, psicologa e psicoterapeuta. Allora signora, la musica, mi permetta la battuta perché qua dobbiamo sdrammatizzare perché sennò capisce, può aiutare la psiche? Indubbiamente, indubbiamente la musica, così come la poesia, la letteratura, può essere di grande aiuto a quelli che sono gli aspetti psicologici delle persone. Ecco, lei non le ha conosciute le indemoniate? No. Ho letto il libro, ringrazio ovviamente Raffaella per avermi invitata, ed è un libro molto intenso, molto doloroso, e quello che mi è stato chiesto è stato quello di dare un contributo psicologico al testo. Quindi ho pensato, diciamo così, di fare anche un excursus storico su quello che è il discorso dell'isteria. Nel senso che devo dire che se oggi noi non parliamo più di uteri come sinonimo della femminilità, di ovaie ribelli, di ovaie capricciose, come parlava il dottor Franzolini nel testo, è grazie a degli studi clinici molto importanti di Charcot, che lavorò alla Salpêtrière a Parigi, e di Freud, che scoprì quella che è la psicoanalisi che tutti conosciamo ovviamente, e che attraverso il discorso di uno dei suoi primi romanzi, che è il romanzo di Dora, di una giovane donna che era stata molestata da bambina, nessuno le credeva e lui incominciò ad ascoltarla, e questo fu il primo caso, insieme ad altri, a definire quella che era l'isteria, ovvero un qualcosa che ti è accaduto, cerco di renderlo molto semplice, a livello di tipo erotico, sensuale, un'immagine, una fantasia che viene occultata, non detta, non ascoltata, e quindi si converte, usando un termine molto semplice, in una manifestazione somatica essenzialmente. Questa è la spiegazione che noi possiamo dare all'isteria. Quando c'è ascolto c'è la possibilità che quello che ti è accaduto possa essere, diciamo così, elaborato in termini psicologici. Senta, ma l'isteria delle indemoniate di 150 anni fa potrebbe verificarsi anche ai giorni nostri, o c'è stata una metamorfosi anche dell'isteria? C'è stata una metamorfosi, devo dire che l'isteria è sempre un co-sintomo di molte altre patologie. C'è stata una metamorfosi grazie al fatto di poter entrare ovviamente in psicoterapia, di essere ascoltate e di poter lavorare con queste donne e con questi uomini, anche perché noi crediamo che l'isteria sia un fenomeno solamente femminile, e non è proprio così vero. C'è stata un'evoluzione, ovviamente oggi noi ci troviamo di fronte ad altre patologie più diffuse, che possono essere ad esempio quella dell'anoressia. C'è stata una grande evoluzione fortunatamente, ma c'è stata un'evoluzione secondo me anche ad altri livelli. Non c'è più la vergogna, cioè nel senso che ho sentito dagli altri interventi come uno degli elementi che percorre queste storie, ovviamente, naturalmente, nella mamma e nelle persone che stavano vicino a queste bambine, a queste ragazze, è la paura e la vergogna. Oggi io credo che non vi sia più grande vergogna nel poter esprimere un proprio disagio, una propria difficoltà. C'è una possibilità di essere ascoltati. Gli psicologi non sono più quelli che ascoltano i matti, fortunatamente, e quindi c'è stata veramente un'evoluzione. Troviamo rarissimi casi oggi di quella che è l'isteria classica, attraverso movimenti del corpo, abbracciare, come dicevano prima, un albero. Ci sono aspetti più legati ad un discorso isteroforme, insomma molto curabili, ecco. Senta, io ho assistito a opere di esorcismo. Sì. Ecco, mi è capitato di vedere delle donne che crollavano, e qualche esperto io non sono esperto di quel settore, ma questa è suggestione, cioè credono di avere il diavolo, il demonio dentro,
ma probabilmente il demonio non c'è. Allora, credo che sia una delle spiegazioni anche che noi possiamo dare all'isteria. Di fatto, noi si suole dire che c'è un contrasto fra quello che è il desiderio e la norma, ovvero in queste ragazze c'è il grande desiderio che viene molto descritto molto bene in Margherita, no? Questo desiderio che si muove all'interno del corpo, a cui lei non sa dare voce, e la norma, quella istituzionale, quella religiosa, quella che tende un pochino a far tacere tutto questo. Credo che sia lì l'aspetto fondante, diciamo così, del credere che vi sia il demonio. Io sono laica e quindi la penso in termini, e psicologa, la penso in termini proprio di questo grande conflitto tra un desiderio di tipo erotico e quello che ti dicono invece. Infatti mi aveva colpito questo fatto quando leggendo il libro dice Margherita parla con il parroco, con Don Raffaele, quello che pare essere un po' il protagonista poi che accende gli animi di queste ragazze. E Margherita cerca di dare le parole, il suo disagio in confessionale, la sua malinconia, il suo sentirsi sola, e le viene detto che l'accidia e la malinconia sono le prime insidie demoniache. Quindi ecco, è una lettura ovviamente, è opinabile, però questa è una lettura che c'è ancora, mi è stato detto, è una lettura che io rispetto ovviamente. Credo che vi siano anche altre possibilità di letture, come sempre nei fenomeni umani. Grazie dottoressa. Prego. Può accomodarsi e noi, come abbiamo detto, alleggeriamo e facciamo che brano? Una polka Meni, la mia composizione. E poi chiedo al Don Gerometta di raggiungermi qui, così andiamo avanti. Don Italico, allora intanto grazie per essere qui, siamo ancora reduci col pensiero alla festa della Patria del Friuli che è stata ospitata nel paese dove tu di fatto hai un ruolo importante, quello di parroco. Sì, sono parroco di varie comunità, sono 9 comunità parrocchiali che comprende, colgo l'occasione anche per condividere con voi la gioia di avere nelle varie comunità anche una piccola comunità, quella di Pozzis, che è nel comune di Verzegnis. Ecco, sì, siamo usciti recentemente da questa bellissima ricorrenza che ci ha così veramente appagati per essere stati per un momento anche protagonisti di un evento così importante come la Fiesta de Patrie del Friuli. Che rapporto hai con quest'area? L'hai citato poco fa, Pozzis, sì, dove tu di fatto porti la parola di Dio anche lì. Sì, Pozzis per vicende storiche, pur essendo comune di Verzegnis, per una scelta referendaria, la popolazione di Pozzis ad un certo punto ha scelto negli anni 20 di passare sotto la giurisdizione canonica di Pielungo San Francesco, abbandonando quindi la parrocchia di Verzegnis.
Ecco, senti, rispetto all'argomento di questa sera, che contributo ha dato la Chiesa? Abbiamo sentito prima la psicologa dire che insomma c'è stata una metamorfosi, ma il problema rimane, no? Sì, la mia presenza anche per questo motivo, insomma, essendo parroco di Clauzetto, dove si conserva una delle rarissime reliquie del sangue di Gesù, sono venuto a conoscenza appunto che queste protagoniste di questa vicenda ancora misteriosa e anche triste, per cui ci avviciniamo anche a questa vicenda con grande rispetto e delicatezza. Ecco, queste protagoniste sono state anche in pellegrinaggio a Clauzetto, dove nel passato molti erano i pellegrini che andavano per trovare conforto nelle situazioni come quella che stiamo trattando. Non hanno trovato, da quello che dicono le cronache, grande conforto, ma sicuramente non sarà stato un viaggio inutile, perché comunque a Clauzetto si va sempre con grande fede per incontrare ognuno in modo diverso consolazione nelle proprie preoccupazioni e nelle proprie angosce. Ecco, Clauzetto conserva ancora questa reliquia che, come nel passato, accoglie ancora oggi molti pellegrini, non certo con le caratteristiche di una volta, ma pellegrini che vengono per incontrare consolazione e conforto spirituale. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e ci rivediamo qui con Don Italico Gerometta tra poco. Don Gerometta, rivolgo una domanda. Allora, gli esorcismi si fanno ancora e andiamo indietro di 150 anni. Se quelle ragazze si fossero sottoposte a esorcismo, forse avrebbero avuto qualche sollievo? Sicuramente sarebbe stato da studiare bene il caso, perché non è una risposta facile da dare, perché ogni caso va studiato. Oggi, forse più di ieri, quando ci si avvicina a situazioni del genere, la scienza e la fede cercano insieme un cammino per indagare, per studiare il caso particolare e quindi ci si avvicina insieme alla soluzione del problema, risultando le analisi, gli accertamenti, risultando avvicinarsi quindi a un caso di esorcismo. Chiaramente per fede noi crediamo che porta una salvezza, una soluzione della difficoltà del momento, certamente. In quegli anni il demone però ha dimostrato di essere più forte di Dio, almeno per un periodo? Possiamo dire che alle volte il demonio, il male, può essere apparentemente più forte, come anche oggi ci sono situazioni, non neghiamolo, di situazioni di male, però noi, anche dal punto di vista di fede, noi crediamo comunque che il bene sia superiore al male e che Dio è potente e anche onnipotente anche nei confronti del male, certamente. Questa è la nostra fede e la nostra serenità. Ecco, siccome ti ho sentito in chiesa, ma anche fuori dalla chiesa, quel giorno della festa, come vogliamo salutare nella vostra parlata i nostri telespettatori? E poi andiamo da Bill Favi, che è un goloso di libri, e quindi chiederò anche un'impressione sul libro di Raffaella Cagneluti dedicato alle indemoniate. Sì, io nella omelia che ho fatto basandomi sulla parola di Dio mi sono permesso di fare una battuta invitando i friulani a non vergognarsi a parlare friulano, facendo la battuta che a me fa sempre sorridere, che da tanto tempo racconto. Ecco, è difficile comprendere un friulano che ti dica nei confronti della lingua friulana: lo capisco ma non lo parlo. E allora io invidi tutti i furlans a chiacchierare furlan, che è un onore e non una vergogna. Vedimo.
spiegami questo onuar. Onuar, onore in italiano, ecco, qualcuno dice onor, qualcuno dice onuar, dipende dai paesi, no? È un onore, dentro una lingua c'è un patrimonio preziosissimo che noi non possiamo permetterci di perdere. Ecco, la lingua di un popolo racchiude una storia, un DNA, uno scrigno preziosissimo che, se non parlata questa lingua, è un tesoro che viene purtroppo disperso per sempre. Ecco, l'ho chiesto prima al sindaco e anche all'assessore Paschini che cosa significa essere carnico ed essere agin. Ecco, essere asin, che confiniamo con la Carnia, Verzegni sconfina con la popolazione asina, significa avere delle particolarità che sono particolarità che altri giustamente non hanno. Ricordiamo che ogni zona ha le sue caratteristiche, ma il mondo asin ha delle pronunce, soprattutto nella lingua, che sono uniche e che difficilmente chi non è del posto sa usare, quindi un patrimonio ricco all'interno di una ricchezza già grande che è il friulano. Donc, chiudiamo in bellezza. Se dovessi dire in Asin, continuate a vedere Telefriuli sia sull'11 che su internet, proprio la parlata stretta. Ecco, continuai a chialà a vidia Telefriuli sia sull'11 che su internet. Ecco, c'è stata questa IAS. Sì, è il tipico Asin. Parplasia, vuia, per piacere, oggi abbiamo queste cadenze finali che sono nostre. Noi ci vediamo per la peperonata. Volentieri. Non possiamo dire il luogo perché questa signora la cucina benissimo, io non l'ho ancora degustata, ma parlando così del più del meno dobbiamo vederci. Dobbiamo vederci. Bene, io non parlo di peperonata con questo signore, ma parlo del libro di Raffaella Carnielutti, che ringrazio. Tra l'altro fra poco avremo una storica che è là e la vedremo subito dopo questo signore che si chiama Bill Favi. Allora, Bill, dicevo prima che sei un grande appassionato di lettura. In poche parole, che valutazione dai del libro di Raffaella sulle indemoniate? È un libro molto bello, è un libro che va letto con particolare attenzione, secondo me, perché sono molte le cose che a una lettura frettolosa non vengono rilevate facilmente, e invece dice delle cose molto importanti e anche, soprattutto, per cercare di capire perché è successa questa cosa, perché secondo me il tema di base di questa bellissimo lavoro che ha fatto Raffaella è proprio questo: com'è che succedono queste cose, che cosa vuol dire? Ecco, io penso che ci sia la storia ufficiale che tutti noi conosciamo, che abbiamo anche studiato, ma che ci siano delle sottostorie che sono ancora da scrivere. E una di queste è senz'altro la storia delle donne. Se noi andiamo indietro nel tempo, anche molto indietro, vediamo che già nell'antica Grecia c'erano i culti orfici, poi divenuti dionisiaci, che erano probabilmente dei lasciti di civiltà precedenti a quelle greche. E quindi antichissimi, in cui le donne avevano un ruolo fondamentale, spesso esclusivo, e quindi avevano degli spazi. A me sembra che la storia delle donne sia la storia di una umanità tenuta sotto pressione e che ogni tanto esplodeva. E questi spazi erano funzionali a quel tipo di società e di sottomissione delle donne, che vediamo poi anche nel Medioevo con tutto il discorso delle streghe. In tutto questo io vedo un fondo di ribellione. Anche nel libro di Raffaella c'è un punto in cui Margherita dice: non sono io a fare queste cose, è il diavolo, e quindi posso anche farle perché è il diavolo. Qui non c'è solo una punta di esplosione patologica, qui c'è una punta di ribellione. E la storia di queste manifestazioni delle donne che noi conosciamo, una qui, una là, sono punte di iceberg con ogni probabilità,
Questa storia è una storia di ribellione. La storia delle indemoniate di Verzegni, svariabilitata, è una storia di ribellione, è una storia di umanità offesa che in qualche maniera, in maniera poco comprensibile e molto mediata anche dal contesto, è una forma di umanità che si ribella, di umanità che in qualche maniera vuole liberarsi. E quindi è una storia utile, una storia interessante che ha qualcosa da insegnarci. Non dobbiamo rigettarla, dobbiamo imparare da queste cose, secondo me. Ecco, Favi mi ha dato l'assist e parlava di ribellione, di donne sotto pressione, di donne non credute. Mi pare che sono temi molto attuali, visto che mi occupo da un po' di tempo di violenza sulle donne, quindi anche la paura di denunciare perché dicono ma se vado probabilmente non mi credono. Sì. La storia delle indemoniate di Verzegnis è la storia di una violenza inaudita nei loro confronti, ma una violenza inaudita che non è successiva a queste loro espressioni, era precedente. Queste persone non avevano, dice benissimo il libro di Raffaella, avevano solo il sentiero e la stalla, il sentiero pieno di fango e la stalla piena di letame. Non avevano nient'altro, gli uomini erano via e quindi una vita durissima, una vita senza nessuno spazio che non fosse quello del lavoro e dell'oppressione. Ecco, quindi Favi mi sembra di capire anche una storia di solitudine. Senz'altro, perché queste manifestazioni, non voglio sostituirmi alla psicologa che ha fatto un bellissimo intervento molto interessante, ma queste cose qui nascono nella solitudine e sono una reazione a questo sentirsi soli e senza speranza. Allora io adesso chiedo me la presenti tu quella signora? Chiediamo a lei che si presenti. Vieni. Quindi vediamo, quindi noi chiudiamo questa parte, abbiamo ancora 2 minuti, venga signora da questa parte. Adriana Stroili, lei è una storica, lei ama definirsi una storica per passione, perché lei è di fatto di zona Cavazzo e ha approfondito la questione delle indemoniate. Sì, abbiamo approfondito vari temi in realtà che riguardano Verzegnis. L'indemoniata è stato uno dei temi più difficili perché, come si è appena detto, non ha piacere nessuno di parlarne ed è anche per questo che dal punto di vista storico non sono state raccolte praticamente testimonianze. Cioè tutto il lavoro anche di Luciana Borsati che ha fatto la tesi di laurea, ha pubblicato il volume importantissimo, si è basato sui documenti ufficiali, sulle relazioni dei medici, ma non su testimonianze reali, perché queste non ci sono di fatto, a parte le poche testimonianze che sono state ricordate di persone testimonianze indirette, quindi di figli, di madri che avevano sentito parlare di queste cose. Ecco, senta Stroili, in una comunità piccola come Verzegnis, 20 persone che hanno sofferto così tanto sono un numero importante. Forse se si interveniva in altra maniera qualche dramma poteva essere evitato? Però dobbiamo riportarci appunto al momento storico di allora, cioè miseria tantissima. Gli uomini non c'erano perché è una zona di fortissima immigrazione, quindi erano tutti fuori a lavorare. C'erano le donne che, come forse insomma un po' banalmente si dice, tenevano su i 3 tiantons, no? Ma non per niente, non perché siamo bravissime, dico da donna, ma perché non c'erano gli uomini, quindi dovevano badare alla casa, ai campi, alle mucche, alla stalla, a quant'altro, ai bambini anche, che non sempre erano la priorità, onestamente. Quindi questi bambini, questi ragazzi rischiavano anche di sentirsi un po' abbandonati, cioè crescevano un po'. È vero che c'era la famiglia allargata, compresi i nonni, eccetera, zii e quant'altro, però c'era anche il grosso problema di non riuscire a seguirli, perché c'era tantissime altre cose da fare. Ecco, prima Favi parlava appunto di, insomma, lì c'era la stalla, il letame, è finita là. Sono donne che hanno saputo reagire e la donna di oggi è lontana anni luce da quella di 150 anni fa per approccio, o secondo lei si può fare ancora qualcosa? No, secondo me era un mondo diverso perché c'era tantissima paura anche dello Stato, della Chiesa,
della famiglia stessa, no? Cioè riuscire ad affrontare un problema del genere con quasi tutti contro, pensando poi solo a nominare il diavolo, che era naturalmente una cosa non concepita, ci si vergognava, come è stato detto, si doveva nascondere queste cose. Oggi per fortuna la situazione è decisamente cambiata, come diceva la dottoressa. Grazie signora Stroili, noi adesso andiamo in pubblicità e ci rivediamo qui perché dobbiamo collegarci con questa signora che che ci parlerà da Roma, che ha fatto proprio una tesi dedicata alle indemoniate. Poi usciremo dal municipio di Verzegnisi e andremo in un posto che secondo me va mostrato in televisione. Tra poco. Sesta parte dello Scrigno, come promesso adesso abbiamo un collegamento. Chiedo a Raffaella Cargnuti di presentarci Luciana Borsatti. Con molto piacere, siamo in collegamento con Luciana Borsatti, giornalista, storica, e io la considero un po', tra virgolette, la mamma delle indemoniate, perché lei è stata la prima con questo contributo, questo saggio importantissimo che ha spolverato, diciamo, questa antica vicenda e l'ha riportata all'attenzione di oggi, della contemporaneità. Allora, intanto grazie per aver accolto il nostro invito, Borsatti. Le chiedo intanto perché ha scelto di occuparsi delle indemoniate. Beh, perché era una storia interessante, non potevo perdermela. Nessuno ne aveva fatto un'approfondita indagine storica, archivistica, sulle fonti contemporanee, scientifiche di stampa e non solo, e quindi ho pensato all'epoca, ero ancora piuttosto giovane, un po' meno di adesso, ho pensato che andava approfondita questa materia e l'ho fatta e ho avuto tantissime grandi sorprese, non soltanto nel capire la complessità dell'evento, delle sue origini, la molteplicità delle forze in campo, ognuna delle quali ha fatto una sorta di corpo a corpo o di braccio di ferro con le indemoniate, a seconda dei punti di vista, insomma, no? Cioè, la Chiesa che tenta con l'esorcismo di mettere a tacere questo diavolo così disturbante, ma anche, ed è questo l'aspetto più interessante, lo Stato che percepisce tutto questo come un grande problema di ordine pubblico e non esita a passare alle maniere forti. Ecco, io credo che io ne ho fatto una riedizione, che è una terza riedizione rispetto a quella che tiene in mano Raffaella e a quella fatta alcuni anni dopo con le edizioni del Confine, perché ritenevo che proprio questo aspetto dell'intervento dello Stato meritasse più attenzione anche a livello nazionale, perché questo può mobilitare, se vogliamo, un dibattito, ovviamente sempre legato al momento, alla materia storiografica, non all'attualità, su come appunto lo Stato, con l'aiuto della forza medica, pone in discussione il principio costituzionale delle libertà individuali. È interessante che quando le donne vengono infine deportate, quando una compagnia di soldati arriva a Verzegnisi e si porta via le donne con una sorta di vera e propria deportazione coatta di queste povere analfabete di montagna, no? E un deputato della Carnia, Orsetti, fa un'interrogazione al ministro dell'Interno in Parlamento e dice: ma mi può spiegare il ministro come intende tutelare il principio costituzionale della libertà individuale? E il ministro, nel governo De Pretis successivo, risponderà: noi non potevamo non fare ciò che l'autorità medica ci ha suggerito di fare. Quindi quello era un problema di ordine pubblico, anche se queste donne non erano state ancora dichiarate pazze, pericolose per sé e per gli altri, perché questa sarebbe stata una diagnosi intervenuta dopo, a ricovero avvenuto e non prima, perché in realtà queste povere donne nulla avevano fatto e solo una di loro, Veronica Paschini, a un certo punto incita la popolazione a fare una processione spontanea da cui il clero locale si tiene fuori. Allora è interessante, e qui chiudo, che 4 anni dopo questo episodio
Fernando Franzolini, la cui opera io indago abbastanza approfonditamente nel mio studio, chioserà la sua relazione finale dicendo: il bastone della scienza ha percosso giusto e ha soggiogato il soggiogabile. Che cosa c'era da soggiogare? Queste povere donne di montagna che nulla facevano se non esprimere col linguaggio demonomaniaco il proprio disagio? La popolazione locale che le sostiene? Il clero locale che lo sostiene e secondo l'autorità medica incoraggia la superstizione? Non è chiaro che cosa si dovesse soggiogare. Sicuramente in quella fase, pochi anni dopo la breccia di Porta Pia, e quindi in uno dei momenti più alti della conflittualità tra Stato post-unitario e Chiesa, papato, ecco, in quel momento da soggiogare era anche, cioè da tenere sotto controllo, era anche l'influenza del clero e della Chiesa sulla società italiana che si andava formando come società unitaria, cioè come Stato monarchico unitario. Senta Borsati, veramente in un minuto c'è ancora qualcosa da scrivere sulle indemoniate o abbiamo scritto tutto? Ma ci sarebbe tanto da scrivere, infatti io considero questa dell'isteria e delle indemoniate come un enigma tuttora sfuggente. Io credo che sarebbe molto bello trovare altri documenti archivistici, io credo di avere passato in rassegna tutto il trovabile, però sarebbe bello che a un certo punto saltasse fuori da qualche cassetto una cartellina, una cartella scomparsa che ci raccontasse qualche cosa di più sul perché tutto questo è avvenuto e che ci raccontasse qualcosa di più anche dell'identità e della voce di queste donne, di cui noi abbiamo soltanto, come dire, un ritratto fatto da altri, mentre nessuno sembra avere registrato le loro voci, tranne quelle poche che vengono riferite o dal medico o dal parroco Giovanni d'Orlando nelle sue corrispondenze. Quindi c'è ancora molto da scrivere, nel senso che sono sicura che ognuno di noi può leggere e interpretare quella vicenda sulla base delle proprie esperienze. Se uno ha vissuto in Carnia, sicuramente avrebbe ancora molto da raccontare e da interpretare. Sono certa che Raffaella l'ha fatto a suo modo, altre persone con il suo bellissimo romanzo, altre persone ancora l'hanno fatto. Si può interpretare dal punto di vista psicanalitico. Io ho chiesto a un altro psicanalista, questa volta a Pietro Barbetta, di farmi una postfazione che indaga il concetto di isteria e dalla sua interpretazione del caso delle indemoniate di Verzegni. Se si possono fare altri soggetti teatrali, sarebbe bello farne un soggetto cinematografico, anzi vi invito a lavorare per questo, perché a un certo punto sono stata avvicinata da un giovane friulano molto creativo che mi ha proposto di farne un film e aveva già scritto, aveva già preparato in qualche modo qualcosa che andava oltre la semplice sceneggiatura. Però sappiamo che fare un film è la cosa più difficile da fare, che richiede la mobilitazione di un sacco di capitali, però ci terrei a lanciare questa proposta in questa sede, lavoriamoci sopra perché c'è materia, mi è stato detto, non solo per farmi un film, ma se vogliamo anche una serie televisiva, perché è talmente lungo, no? È talmente lungo il processo di questa storia ed è anche, sono tante le forze in campo che se ne può fare non soltanto un affresco, ma anche una serie di piccoli affreschi in una serie televisiva. Quindi lasciateci sognare, l'importante è che siamo riuscite, io, Raffaella e tutti quanti hanno lavorato precedentemente su questa storia, a far rivivere le indemoniate di Verzegni, a far rivivere la loro storia tirandole fuori dai cassetti, dalle biblioteche, dagli archivi e a farle parlare di nuovo e forse a rendergli giustizia, chi lo sa, perché se ne parliamo forse almeno empaticamente, retrospettivamente riusciremo a dargli un po' di consolazione per tutto quello che hanno sofferto e vissuto. Grazie Luciana Borsati e a presto. A presto, grazie a voi, a presto. Ringraziamo Luciana Borsati, adesso noi ci fermiamo e vorrei chiudere questa puntata dello Scrigno in un luogo veramente da film, il lago di Verzegnis. E questo è un altro scorcio che non dovete farvi mancare. Devo dire che nelle ultime settimane abbiamo mostrato il meglio dei territori della nostra regione. La chiudiamo, cara Carnelutti?
Sì, è finito il tempo, ci sono stati tanti interventi, si sono state dette cose veramente importanti. Ringrazio veramente tutti coloro che hanno voluto dire la loro testimonianza sulle indemoniate. E ne abbiamo parlato molto e spero che se ne parli ancora altrettanto, se non di più. Assessore Paschini, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi per questa trasmissione, per questo intervento. Sindaco, salutiamo da questo luogo meraviglioso che io devo dire la verità non avevo mai visto. Sì, è un luogo molto suggestivo, no? Qui a Verzegnis ci ha cambiato un po' il territorio, l'aspetto paesaggistico del nostro territorio, in quanto è un lago artificiale che è stato creato per scopi idroelettrici ancora 65 anni fa. Ci ha cambiato l'aspetto del nostro territorio e per certi aspetti siamo molto, molto fieri, insomma, tanta gente viene a Verzegnis proprio per il lago. Dottoressa, abbiamo parlato di indemoniate, ma chi ha, potremmo parlare, problemi di equilibrio, mi pare che questo è un luogo che fa meglio delle medicine. Sì, può essere un luogo di tranquillità e comunque il discorso del silenzio, del ascoltare se stessi è sempre importante. Don Gerometta, c'è, visto che io sono, lo sanno anche i sassi, un prete mancato, poi ho cambiato idea, c'è una canzone che dice qui c'è Dio, qua c'è Dio. Certamente, qua c'è Dio e speriamo che questa presenza di Dio nella nostra storia continui ad accompagnarci nel cammino, qualche volta anche faticoso, di alcune persone, come abbiamo accennato oggi, grazie al libro della scrittrice Carnielutti. Grazie a Don Gerometta. Adesso chiudiamo con gli squali e chiudiamo con che brano, Squalizza? Senza pensieri. Che è una richiesta direttamente dal sindaco di Verzegnis. Grazie agli squali e con questa immagine che è un territorio che opera d'arte si chiude la puntata dello scrigno dedicato alle indemoniate con il libro di Raffaella Carnielutti, quindi grazie in particolare a lei e noi ci vediamo ovviamente martedì ore 21, canale 11, come amo dire io, 2 volte numero 1. Arrivederci e grazie a Paolo Bassi.